come state dando una mano alle persone di qui? Principalmente per migliorare la viabilità sulla strada che è l'unica rimasta, oltretutto, che porta da Portofinomare alla Vetta. Lì stiamo facendo lavori di messa in sicurezza della strada, in alcuni punti dove sono venuti pure giù degli alberi col maltempo abbiamo liberato la carreggiata, la sede stradale, abbiamo rimosso ceppi, li abbiamo sfruttati anche per fare in alcuni punti delle staccionate a protezione della strada. Abbiamo rimosso quindi i detriti pure che aveva portato via, sparso e costipato della ghiaia per evitare il fango e per permettere a quei pochi mezzi che transiteranno, quelli principalmente insomma, di soccorso in caso di emergenza che transiteranno sulla strada, di passare nella massima sicurezza. Adesso è una strada percorribile o ci vuole ancora un po' di tempo? Ad ora è già percorribile, ovviamente il transito è limitato, poi il sindaco sta regolando molto bene il traffico, però è percorribile già. Quanti siete e dove siete di base? Siamo circa 10, siamo di base proprio qui all'Hotel Nazionale in piazza e anche da parte della popolazione del responsabile della struttura stiamo avendo la massima ospitalità, quindi siamo nel meglio delle condizioni per lavorare. Ecco. Ci sono altri modi in cui aiutate la popolazione e comunque loro in qualche modo si fanno sentire anche come riconoscimento? Certo, assolutamente, riceviamo ringraziamenti quotidianamente ogni volta che passiamo, siamo in piazza qui o di sera quando passano lì per la strada ci ringraziano di continuo. L'altro giorno c'è stato anche qualche smottamento dovuto alla pioggia che ha continuato a portare giù detriti e fango e mattino appena svegli ci siamo ritrovati ad aiutare la popolazione qui proprio nella piazza, nel centro. Da quando sarete presenti? Ancora qualche giorno, massimo una settimana che terminiamo i lavori.